illumineremo tutti i nostri locali. Sto parlando di ristoranti, di pasticcerie, di bar e ovviamente invito tutti a farlo. Questo succederà in tutta Italia. La nostra è una forma di, non mi piace chiamarla protesta, però vogliamo farci notare. La signora Patrizia è una delle centinaia di ristoratori e baristi padovani che questa sera aderirà all'iniziativa Rialzati Italia, un flash mob alle 9 di sera per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'apertura di bar e ristoranti al 1 giugno. L'iniziativa nella città del Sante è stata rilanciata dall'associazione Padova Non Si Ferma, che in questi mesi ha cercato di portare la propria solidarietà alla città. Abbiamo chiuso dall'11 di marzo e siamo sempre rimasti chiusi. La fortuna, tra virgolette, è che abbiamo creato questa associazione Padova Non Si Ferma, che mi ha dato la possibilità di liberare la mente da certi pensieri e fare solidarietà verso gli ospedali, perché avevamo tanta roba che poteva essere in scadenza nei prossimi mesi. Per baristi e ristoratori la situazione in questi mesi è complicata e la prospettiva di un'apertura a giugno non l'alleggerisce. La situazione, come tutti sappiamo, è drammatica e siamo arrivati veramente a un punto insostenibile, per cui la data del 1 giugno non la vediamo certo come un futuro, non la vediamo proprio. Se decidiamo di aprire a tutti la circolazione, ma non ci sono più i negozi e non ci sono più le aziende dove andare a comprare, perché le aziende stanno morendo, saremo liberi di andare a passeggiare, ma non saremo più liberi di comprare e di poter rivivere una nostra vita. Io credo che se tutti diciamo che bisogna convivere con il virus, io credo che tutti gli esercizi commerciali, i ristoranti, i bar siano a totale e completa disposizione su come bisogna fare e siamo preparati per poterlo fare. Ma in questo momento è vietato poterlo fare. Anche reinventarsi non è semplice per chi offre questo tipo di servizio alla cittadinanza. Abbiamo provato, cosa che non facevamo prima, a fare il take away, a fare la consegna a domicilio, però oggettivamente è difficile. Nel caso mio, io sono un'enoteca, faccio cicchetteria e vino, è molto difficile, quindi reinventarsi bisognerebbe avere una bella idea, cosa che io francamente non ho in questo caso.